Buonasera gentili telespettatori, in diretta dal Palavaccari di Montecchio Precalcino assisteremo a gara 3 del campionato nazionale Serie 2 Girone A. Le squadre sono già in pista e aspettano la presentazione ufficiale dello speaker, ma noi abbiamo tutta la possibilità di leggere le due formazioni partendo dalla squadra ospite questa sera, che è il Venetalab Breganze, che schiera al numero 1 Todeschini Marco, poi abbiamo Tagliapietra Antonio 13, Battaglin Tommaso 28, Volpe Tommaso 87, Agostini Pietro numero 5, Facundo Posito 14, numero 53 Dal Santo Stefano il capitano, numero 88 Costenaro Cristian, numero 27 Tagliapietra Giovanni e numero 25 Tagliapietra Giuseppe. L'allenatore mister Gabriele Tiella dirige la formazione. Ed ora la squadra di casa Montecchio Precalcino con numero 10 Zanfi Marco, poi numero 9 Pozzo Nicola, al 23 Riccardo Toniazzo, col numero 7 Filippo Tiella, col numero 8 Zanini Davide capitano, col numero 6 Thomas Trovadore, col numero 12 Gianni Carraro, col numero 22 Nauel Calvo, col numero 73 Andrea Dalla Valle e col numero 99 Carlo Sanson, allenatore il signor Ginestar Martin. E abbiamo anche il tempo di dire i due direttori di gara, il arbitro dell'incontro, il signor Paolo Moresco, coadiuvato al tavolo da Marco Oripoli. Ecco, queste sono le due formazioni che daranno vita alla kermesse di questa sera, mercoledì 18 dicembre 2024. In pista, come abbiamo detto, a sfidare l'Hockey Club Montecchio Precalcino c'è il Venetalab Breganze. Noi intanto siamo collegati sul canale YouTube di Fiser TV e grazie alle riprese del signor Carlo Dalla Valle e alla regia di Davide Meneghello assisteremo a questo incontro che verrà commentato in sostituzione dell'amico Nicola da Modesto Dilda. Senz'altro questa sera di mercoledì un fuori programma di partite pronte a scattare alle 20:45, ma non un fuori programma di queste due formazioni note, notissime, che si conoscono a menadito e daranno vita a una serata, animeranno questa serata. È tutto pronto, stiamo vedendo le formazioni che entreranno in campo. Abbiamo anche il tempo di citare i quintetti di partenza. Vediamo in porta col 25 Tagliapietra Giuseppe, poi per il Breganze, poi abbiamo Facundo Posito, Cristian Costenaro, col numero 13 Antonio Tagliapietra e col numero 53 il capitano del Breganze Stefano Del Santo. La squadra di casa, il Montecchio Precalcino, scende in pista con Zanfi Marco in porta, poi abbiamo col numero 22 Nauel Calvo, col numero 73 intanto il signor Moresco ha già dato il via alla partita. Col numero, abbiamo detto, 73 Andrea Dalla Valle, col numero 8 il capitano Davide Zanini, col numero 9 abbiamo Nicola Pozzo e col numero, no, li abbiamo citati tutti, eccoci qua, molto bene, è già partito l'incontro che si prospetterà molto caldo. La pista del resto l'abbiamo constatata con il direttore di gara. Attenzione, paratissima di Zanfi, incredibile, chiude lo spazio a un Facundo Posito che stava addirittura entrando in porta, ma non ha lasciato spazio. Zanfi, primo chiamato al primo intervento, riesce a rimettere a posto le cose e a tranquillizzare i propri giocatori esterni
che adesso stanno muovendo la pallina e dalla valle tiro bomba, deviazione da metà pista, pallina fuori dallo specchio di gara. Intanto possiamo anche vedere un nutrito gruppo di spettatori che stanno riempiendo le tribune qui di fronte a noi. Non resta che citare che alla vostra sinistra, in completo bianco e grigio, ci sono i giocatori del Veneta Lab Breganze, mentre a destra niente po' di meno che bianco-verdi dell'Hockey Club Montecchio Precalcino. Riprende il gioco e Calvo va al tiro, una bordata incredibile, però di poco sopra l'asta della porta difesa da Giuseppe Tagliopietra. Già in questi pochi primi fasi di gioco abbiamo già visto l'intensità di questo incontro che si prospetta veramente eccezionale per lo spettacolo che questi atleti riusciranno a mettere in campo. Posito dal Santo muove da centropista, ancora dal Santo per Posito, voleva far passare la pallina sotto la gamba, un tiro veramente che sta tirando fuori dal cilindro il giocatore fenomenale del Breganze. Non è andato a buon fine, del resto il nostro portiere Zanfi era già prontissimo alla parata, che non è neanche arrivato sulla propria stecca. Ancora il Breganze che tiene il possesso palla, lo sfrutta fino agli ultimi secondi finali, sono 5. Adesso Costenaro dalla distanza va al tiro, para Zanfi e recupera palla il Breganze. È sicuramente un fase che avranno provato e riprovato su indicazione di mister Chiella. Adesso Antonio Tagliapietra che cercava di servire Posito, recupera il Montecchio, Calvo, deviazione di Pozzo, un non nulla e andava dentro. Veramente eccezionali i giocatori in pista. Primo fallo di squadra chiamato dal signor Moresco, sono trascorsi già più di 3 minuti di gioco, risultato fermo sullo 0-0 qui a Montecchio Precalcino, fra queste due formazioni che si conoscono, un derby possiamo dire classicissimo, nel famoso quartetto che c'è. Ma attenzione, Davide Zanini per Nahuel Calvo, tira dal Santo, ci mette il pattino, Calvo recupera la pallina, scambia con Pozzo, imposta l'azione, deve ripiegare, ancora Davide Zanini per Dalla Valle, non riesce ad agguantare pallina, e il primo è Dal Santo che arriva di volata, finge il tiro, è molto pericoloso il giocatore. Ferma Davide Zanini, un 2 contro 1, attenzione 2 contro 1, Calvo sbaglia l'ultimo appoggio a Davide Zanini, sfuma l'opzione, poteva essere un contropiede micidiale, bella e ha fermato il gioco Davide Zanini, ha fermato il gioco con un ripiegamento in difesa eccezionale all'ultimo momento quando la pallina stava per arrivare all'attaccante del Breganze. È Posito per Antonio Dal Santo, ma c'è il capitano Zanini che è impegnato in scorribande da un capo all'altro della pista, è riuscito a chiudere per ben 2 volte. È vero che siamo nei primi minuti, ma sicuramente il giocatore è dotato di un polmone d'acciaio, come si diceva ai tempi d'oro. Ancora il Montecchio, questa volta commette fallo in attacco e su il capitano del Breganze. 2 i falli di squadra per i biancoverdi. Muove palla il Breganze in attacco, ripiega all'indietro,
adesso si posiziona sul centropista. Posito, passaggio della pallina dietro la schiena, va al tiro, para Marco Zanfi. Ancora insiste il Breganze con Cristian Costenaro che tentava di servire, recupera Antonio Tagliapietra ed è rete. Recupera la palla su un passaggio un po' avventato della difesa del Montecchio Precalcino. Lo vediamo qui al replay, abbiamo la possibilità di vederlo. Eccolo qui, recupera palla Antonio Tagliapietra, stava passando a Posito, Marco Zanfi si è un attimo sbilanciato e l'ha infilato sulla destra a fil di palo. 1-0 per il Breganze quando sono trascorsi 5 minuti di gioco. Prima rete dell'incontro, è passato in vantaggio il Breganze con la rete di Antonio Tagliapietra. Adesso ancora insiste il Breganze, tanto per un blocco di Posito abbastanza al limite. Zanini blocca la sua azione, viene in avanti il Montecchio Precalcino, deve subito reagire, infatti reagisce con Pozzo che va al tiro di prima, molto bene eseguito. Ancora Zanini, para Tagliapietra, 2 parate in poco più di 7-8 secondi, non di più. È riuscito a sventare la prima incursione del Montecchio e allora rilancia il Montecchio. Calvo che dà a Tagliapietra, scusate, dalla Valle ci ha messo il guantone, però non era riuscito ad agguantare la pallina in maniera corretta. Accesissimo l'incontro, vibrante, ben giocato, nessuno molla. È uno spettacolo, veramente, signore e signore, veramente da vedere questa partita. Stiamo assistendo ad 2 squadre che si affrontano a viso aperto, non risparmiando niente, e siamo solo all'inizio del primo tempo. Adesso Antonio Tagliapietra per Stefano Dal Santo, sbuccia per così dire la pallina, ci pensa Posito a recuperarla, imposta all'indietro per l'autore del gol. Costenaro scende sulla sinistra, va al tiro, smorzato, non fa impressione a Marco Zanfi. Allora Calvo ha velocità impressionanti questi giocatori. Qui nella presa del vivo veramente possiamo dire che non solo non si risparmiano, ma stanno andando a una velocità folle. Recupera Antonio Tagliapietra, imposta l'azione e Dal Santo va al tiro, piazzatissimo, Zanfi smorza senza fare una piega e già ribaltamento dell'azione, tiro di Dalla Valle, para Tagliapietra, Giuseppe, ancora Dalla Valle, tenta di alzare la pallina per schiacciarla, viene chiuso irregolarmente, per così dire chiuso fra 2 giocatori e il palo, frana il suolo. L'arbitro, il signor Moresco, non aveva bloccato il gioco, però con le proteste anche del pubblico ha visto che il numero 73 del Montecchio aveva subito un colpo alla nuca, quindi ha deciso di bloccare l'azione. Intanto vediamo 2 cambi del Breganze, è entrato col numero 5 Pietro Agostini e con il numero 28 Tommaso Battaglin, che scende adesso sulla fascia destra, quindi già 2 cambi per il Veneta Lab. Sono trascorsi appena 8 minuti, ha già pensato di effettuare dei cambi mister Tiella. Non cambia assetto invece Ginestar.
sa bene che evidentemente i suoi giocatori reggono il ritmo. Nauel adesso che deve retrocedere su Zanini. Ancora scambio fra i due a centropista, questa volta però non si intendono, la pallina si smorza sul fondo della pista, la recupera Agostini, appoggia su Dal Santo che dà a Battaglin. Battaglin però, anche Dal Santo non riesce a servire in posizione di stecca e quindi è il Montecchio che reagisce. Tiro ancora di Nauel, risponde Tagliapietra e scaglia la pallina fuori dalla pista. Ancora in attacco i biancoverdi di casa. Tocca Pozzo per Zanini e Nauel calvo che si libera di un giocatore, non del secondo. Pietro Agostini gli blocca l'azione, riparte il Breganze, è disturbato Dal Santo dalla valle, non riesce ad fare subito l'azione, ci pensa Agostini a venire in avanti, scambia con Posito, attenzione dietro la porta, molto pericolosi, infatti la pallina rimbalza sulla rete esterna della porta di Zanfi. È il Montecchio che non demorde, anche se l'atteggiamento è un attimo più calmo. Non è calmo il Breganze, Pietro Agostini serve Dal Santo va al tiro, Zanfi gli blocca con la stecca la conclusione, riparte il Montecchio Precaccino con alla valle, incalzato da Battaglin, perde la sfera. E poi è Dal Santo che imposta l'azione, tiro raso terra e non riesce Posito a toccare prima del portiere del Montecchio, quindi imposta nuovamente l'azione Battaglin e commette fallo dalla valle. Siamo al quarto fallo, intanto c'è un time out chiamato da il mister di casa, dovrà dare delle disposizioni sicuramente ai propri, ha visto infatti che sta un attimino calando il gioco, un attimino calando la velocità dei propri giocatori. Abbiamo rivisto proprio un malinteso fra i due del Montecchio che si stavano passando la pallina. È arrivato Antonio Tagliapietra, però dopo ci sono state almeno un paio di occasioni parte non sfruttate, quindi partita aperta. Siamo al minuto 11 e 28 di questo primo tempo qui a Montecchio Precaccino, Pala Vaccari, mercoledì 18 dicembre 2024. Allora finisce il time out, intanto vediamo c'è un altro cambio, entra con l'87 Tommaso Volpe per il Breganze, l'unico cambio che ha fatto. Per il Montecchio Precaccino mister Martin Ginestar non ha cambiato nulla, l'assetto è quello. Vediamo, ecco, dalla valle si libera di Volpe. Battaglin riesce a togliergli la sfera proprio al momento del tiro. Incredibile l'intervento difensivo del giocatore del Breganze che ha sollevato la squadra, perché la bordata che stava caricando dalla valle poteva essere micidiale. Ancora Dal Santo per Pietro Agostini, alza la pallina. Doppio intervento, scusate, triplo intervento di Marco Zanfi, dapprima su Agostini su due tiri, poi su Battaglin, è piazzato, disteso con un tuffo, colpo di reni, è riuscito a rialzarsi
e a impedire la conclusione dei due giocatori del Breganze. Dobbiamo dire, è una partita eccezionale, bellissima atleticamente e anche tatticamente dalle due formazioni che la stanno interpretando in maniera egregia. Attenzione Dalla Valle, si è alzato un pochino troppo la palla, un attimo di troppo la pallina, quindi signor Moresco ha bloccato il gioco. Battaglini che scende, tocca per Agostini che non aggancia al volo, era anche abbastanza difficile prendere la pallina. Allora imposta l'attacco il Montecchio Precalcino. Dalla Valle, tiro, girata fulminea. Per fortuna del Veneta Lab c'è un Giuseppe Tagliapietra che è molto piazzato. Tiro di Battaglin, si smorza sui patini, riparte il Montecchio, non aggancia, non trattiene la pallina Davide Zanini. Allora contro ripartenza del Veneta Lab, Volpe non va subito istantaneamente al tiro, quindi deve ricominciare il Breganze. Cade adesso Agostini. Moresco non blocca il gioco, possibilità di 3 contro 2, Pozzo viene in avanti, blocca il passaggio filtrante, un eccellente intervento di Stefano Dal Santo, non dando modo a Zanini di indirizzare verso la rete di Tagliapietra. Quindi palla ancora al Breganze che viene in avanti, tiro un po' troppo forzato da parte di Battaglin, recupera Calvo da Pozzo per Zanini non supera la stecca di Dal Santo, Agostini va al tiro, Pozzo che chiude, ripartenza del Montecchio Precalcino, un Dalla Valle impazzito, tocca per Davide Zanini, palo clamoroso palo di Zanini a portiere battuto, è veramente una sfortunato veramente, dobbiamo dire il Montecchio sfortunato, si era prodigato con uno scatto fulmineo Dalla Valle, dando una pallina d'oro a Davide Zanini che infatti ha tirato perfettamente, ha colpito il palo, disdetta. Altro time out, questa volta chiamato da Mister Tiella. Giocatori, devo dire, qui dalla nostra postazione hanno la faccia veramente sfinita, stanno boccheggiando. Abbiamo assistito a una prima parte del primo tempo, diciamo il primo quarto, a una velocità folle. Dovranno i mister dare spazio alle panchine perché veramente stanno boccheggiando. Stiamo anche assistendo a qualche replay, non so se riuscite a vedere. Ok. Stiamo vedendo qui la panchina del Veneta Lab. Il signor Tiella li sta richiamando, veramente sembrato un attimino che fossero un po' più scomposti, ci fosse un attimino di più spazio per il Montecchio Precalcino. È una nostra impressione che mettiamo solo sul tavolo e affinché voi gentili telespettatori possiate valutare un pochino meglio l'incontro. Attenzione, Agostini viene fermato da Calvo in maniera egregia. Intanto con il numero 44 c'è anche Michele Dalla Valle in pista, ha effettuato i primi 2 cambi il signor Ginestar e con il numero 12 c'è Gianni Carraro. Queste le 2 cambi del Montecchio Precalcino, mentre col 27 è entrato Giovanni Tagliapietra. Scende Calvo, non riesce a tirare, Pietro Agostini gli blocca lo spazio,
Ancora Calvo insiste, Pozzo che ha disputato fino a questo momento una partenza eccellente, una gara eccellente veramente, ma da parte di tutti i giocatori. Devo dire, non c'è stato uno che non abbia dato il massimo fino a questo momento. Siamo a 8 minuti e 50, adesso lotta fra Giovanni Tagliapietra e Calvo, alla fine recupera palla Nauel, si porta in avanti, tallonato da Giovanni Tagliapietra, Nauel chiude Tagliapietra Giuseppe, ripartenza del Breganze, Agostini ancora, ma chiude Michele Dalla Valle, attentissima la difesa del Montecchio Precalcino, si lancia Gianni Carraro, non ha colpito il portiere, un po' troppo affoga del giovanissimo del Montecchio, nulla di più di questo. Volpe adesso che tocca la pallina, passa Agostini, un blocco, aveva segnato Pietro Agostini ma c'era un blocco non corretto, fischio del signor Moresco prima della conclusione, quindi gol annullato. Ancora Dal Santo, tiro, para Zanfi con il casco, ha visto la pallina, ha spostato, colpo di testa, è riuscito a bloccare. Adesso in due fanno ruotare tipo MMA, fanno ruotare il 53 del Breganze, che però sta andando in avanti con Pietro Agostini. Tocca all'indietro per Volpe, poi Giovanni Tagliapietra qui sotto di noi, vediamo come imposterà l'azione il Veneta Lab. Scivola Agostini, tocco per Davide Zanini, temporeggia un attimo, si gira, tiro accompagnato ad una sola mano, interpretazione perfetta della tecnica, però Giuseppe Tagliapietra ha respinto, quindi nulla di fatto. Bello il gesto, bello il movimento, non è andato a buon fine, ma c'è sempre la possibilità di riprovare, come sta facendo Nauel in avanti, Davide Zanini ancora in avanti, gli ritorna palla per un non nulla, non riesce a toccare. Ancora il Breganze sulla metà pista del Montecchio, recupera Nauel tu per tu con Dal Santo, va al tiro, gli blocca la conclusione il forte giocatore 53 del Breganze che insiste, non gli dà spazio, con un corpo a corpo micidiale. Il signor Moresco infatti non ha chiamato il fallo, però adesso il gioco si fa duro, dovrà per forza intervenire perché infatti c'è un time out chiamato da mister Tiella, dovrà per forza intervenire il signor Moresco perché gli animi sono un po' troppo caldi dei giocatori, effettivamente il gioco non è stato scorrettissimo, cioè un corpo a corpo da parte di entrambi i giocatori. Vediamo la triplice parata di Marco Zanfi, l'alzata adesso di Dalla Valle ed il palo di Davide Zanini, un'occasione veramente sfumata per un non nulla. C'è un montante in più in questa azione e l'ha colpito proprio il capitano della squadra di casa. Vediamo, rientrato Dalla Valle col 73 per il Montecchio Precalcino, l'inamovibile Davide Zanini rimane in pista. Del resto, come abbiamo detto, il motorino del Montecchio non è inamovibile. Posito invece ha rimesso i pattini in pista, Posito per il Breganze. Gianni Carraro per Dalla Valle, va al tiro, chiude Dal Santo. Dobbiamo dire
che fino a questo momento c'è un secondo portiere da superare prima di arrivare a Tagliapietra, è Stefano Dal Santo, che dall'alto un'esperienza veramente di anni ed anni riesce ad essere sempre piazzato e a bloccare almeno un buon 50% delle conclusioni che possono arrivare al portiere. Ancora Dal Santo, smista per Volpe che va al tiro, rasoterra, niente di più. Riparte il Montecchio Precalcino, Maidomo, battaglia fra Zanini e Tagliapietra, non si scompone il numero 8 del Montecchio, anzi va al tiro, la pallina ribalza, ancora dalla valle con Dal Santo, una battaglia infinita. Attenzione Giovanni Tagliapietra, adesso Dal Santo che tentava di servire nuovamente il giocatore. Per un non nulla è sfumata un'occasionissima per il Breganze, non ben fatta nel primo caso, nel secondo Dal Santo aveva piazzato un filtrante micidiale, bastava toccarlo. Troppo forte adesso il passaggio di Michele Dalla Valle per Andrea. Allora Davide Zanini che scende sulla fascia destra, tocca all'indietro, Michele Dalla Valle dà ad Andrea, il 73 viene in avanti, tocca troppo alto, anche se la pallina è stata deviata. Moresco gli dice mi dispiace ma l'hai buttata avanti te, quindi palla al Breganze. Ultimi 4 minuti di gioco di questo primo tempo incendiato, veramente, a cui abbiamo assistito in maniera pregevole da parte delle due formazioni in pista, che hanno animato, come avevamo già pronosticato all'inizio di gara, hanno animato un primo tempo eccezionale alla vista. Il risultato è fermo sull'1-0 per il Breganze, rete di Antonio Tagliapietra. Adesso fallo ancora del Posito. Michele Dalla Valle per Andrea Dalla Valle che va al tiro, bordata colossale, para Tagliapietra Giuseppe. Riparte il Breganze, c'è Posito che porta su il 14 va al tiro, conclusione, una staffilata micidiale, non sappiamo come è riuscito Zanfi ad alzare il guantone per parare, una velocità di esecuzione mostruosa sia da parte dell'attaccante che del portiere. Palla a 2 perché la pallina tocca il tetto del palazzetto del Palavaccari. Zanini per Dalla Valle, blocca Giuseppe Tagliapietra, si sta un attimo incendiando questi ultimi 2 minuti, 2,50. Non fosse stato che già la partita era incendiata già dall'inizio. Vediamo un Giovanni Tagliapietra che viene fermato da Davide Zanini, forse non troppo regolarmente, però il signor Moresco non fa una piega e neanche noi, e assistiamo al gioco. Posito non forza, Volpe ancora Posito, movimento pauroso da parte dei giocatori del Veneta Lab, va al tiro, Michele Dalla Valle blocca comunque il pallina, serve Andrea Dalla Valle, Gianni Carraro tocca per Andrea Davide Zanini, tallonato da Giovanni Tagliapietra,
che tenta di far filtrare un contropartenza da parte del Montecchio, chiusa con un ripiegamento pauroso da parte di 3 giocatori del Montecchio. Ancora Michele Dalla Valle per Andrea Dalla Valle, tenta il tiro in mezzo alla folla, non riesce a trovare il varco giusto, nemmeno Posito, perché Michele Dalla Valle che viene su come un pazzo. 1 minuto e 18 alla fine, ancora Michele Dalla Valle, sbaglia per 1-0 Gianni Carraro, non riesce a colpire la pallina, altra bordata di Michele Dalla Valle, para Tagliapietra, ancora pallina al Breganze, si muove centropista per questi ultimi 50 secondi di gioco, si muovono in 3 con Posito posizionato dietro porta, adesso è l'87 che dà a Dal Santo, Dal Santo non forza la conclusione, non vuole, un tiro incredibilmente scagliato da circa 30 metri di distanza, Andrea Dalla Valle alza la pallina, blocca, aveva tentato un alza e schiaccia, l'ultimo tocco gli è sfumato anche per l'insistente corpo a corpo fatto con Dal Santo. Come abbiamo detto, l'esperienza del numero 53 del Breganze non dà spazio al 73 del Montecchio Precalcino. Ultimi secondi, c'è Posito in possesso di palla dall'indietro, 9-8, attenzione, la pallina per Giovanni Tagliapietra, rimane un po' lì, tira Volpe l'87, ma Zanfi, ancora piazzato dalla conclusione di prima, ribatte. Si chiude con questa azione il primo tempo, il signor Moresco manda tutti all'intervallo e ci andiamo anche noi che ne abbiamo bisogno. A risentirci fra 10 minuti circa. Abbiamo imparato che piccoli gesti fanno la differenza. Anche con il cancello di casa è possibile farlo. Scopri le automazioni Beninca a risparmio energetico. Beninca, la casa buona. Trova il tuo installatore sulla casabuona.it.
We all sustain the planet by using certified raw materials sourced from sustainably managed forests, fueling our plants with renewable energy that we also make available to our team members. This is how we all sustain the future. Palladio Group. CESFAV, Centro Servizi Funebri Alto Vicentino, Agenzia di Marano Vicentino, via Vittorio Veneto 25. Info su cesfav.it. Eccoci pronti per il ripresa, il secondo tempo fra Hockey Club Montecchio Precalcino e Veneta Lab Hockey Breganze, che si disputa qui sul Palavaccari di Montecchio. Primo tempo è andato 1-0 per la squadra ospite, rete di Antonio Tagliapietra, e quindi si è chiuso un primo tempo vibrante, eccezionale, veramente interpretato molto bene da entrambe le formazioni. Abbiamo il tempo, prima che entrino i giocatori, di darvi i risultati parziali anche delle altre piste. Abbiamo Scandiano Correggio 2-1, Roller Bassano Valdagno 2-1, Trissino Mirandola 2-2. Ecco, si stanno posizionando i giocatori. L'incontro diretto dal signor Moresco Paolo, coadiuvato da Marco Ripoli al tavolo.
Vediamo entrambe le squadre già posizionate, possiamo già dire che il Breganze scende con Giuseppe Tagliapietra, poi abbiamo Stefano Del Santo, Cristian Costenaro, Facundo Posito e Pietro Agostini. Il Hockey Club Montecchio Precalcino risponde con Marco Zanfi in porta, poi abbiamo col numero 73 abbiamo Andrea Dalla Valle, niente da dire su Davide Zanini, poi abbiamo Calvo Maldonado e con il numero 7 fa il suo ingresso Filippo Tiella, quindi già un primo cambio. I due mister sono per il Breganze, abbiamo il signor Gabriele Tiella e per il Montecchio Precalcino il signor Martin Ginestar. Attenzione, punizione in attacco, ferma Andrea Dalla Valle, non supera però Del Santo, anche se comunque il Montecchio riesce a recuperare palla. Abbiamo detto un primo tempo vibrante, attenzione Facundo Posito, va al tiro, sfiora di un non nulla il montante destro della porta di Marco Zanfi. Un primo tempo vibrante, abbiamo visto più di qualche volta i giocatori che boccheggiavano. Vedremo chi avrà più fiato, perché questo è un incontro che sicuramente andrà proprio fino all'ultimo secondo di gara per determinare il vincitore. Calvo Maldonado, Calvo che passa a, se non sbaglio, Filippo Tiella. Adesso è il Montecchio in possesso, va al tiro Davide Zanini, ancora Filippo Tiella, pareggio del Montecchio al primo minuto di gioco, tiro di Davide Zanini. Sul rimbalzo della balaustra c'è, se non sbaglio, Calvo che indirizza ancora per Davide Zanini, che questa volta, eccolo lì, Filippo Tiella piglia la palla, la indirizza verso Davide Zanini, questa volta con tutto lo specchio della porta aperto, non si fa pregare due volte, indirizza verso il portiere, verso la porta, rete, pareggio del Montecchio Precalcino al primo minuto di questa ripresa. Importantissimo, agguantato il pareggio, importantissimo. Attenzione, tocca Zanfi, tocca la pallina, c'era in agguato Pietro Agostini. Rimesso in parità il match da parte della squadra di casa biancoverdi Hockey Club Montecchio Precalcino. Ha rimesso, ci ha pensato Davide Zanini, attenzione, rigore. Questa è un'azione da rivedere, perché il signor Moresco ha decretato il rigore. Mi sembrava che il fallo fosse iniziato molto prima, abbiamo la possibilità di vedere il replay. Vediamo, sì, Dal Santo viene in avanti, ma forse al limite. Attenzione, 22:50 al termine, Dal Santo al tiro, finta, Zanfi, parata di Zanfi, sfumata l'occasione per il Venetalab Breganze, altra bordata di Cristian Costenaro, ma c'è Calvo Maldonado che blocca. Allora, se il primo tempo era stato incandescente, qua dovremmo andare a trovare un nuovo aggettivo per descrivere la partenza di questa ripresa incendiata fin dai primi secondi, posso dire, perché siamo appena al secondo minuto di gioco. Abbiamo assistito al pareggio del Montecchio e ad un rigore sbagliato da parte del Venetalab. Allora Dal Santo va al tiro, ci mette la stecca Andrea Dalla Valle e quindi niente da fare, pallina scagliata fuori, rimuove palla il Breganze, Cristian Costenaro che scende
serve Agostini che era riuscito anche a tirare. Fallo adesso del Breganze, scambio Zanini-Calvo, chiude però il Breganze all'angolo, il forte giocatore del Montecchio. Attenzione Agostini che viene bloccato al limite dell'area, riesce a tirare, palla fuori e Dalla Valle cade al suolo sull'intervento di Agostini. Non se la sente il signor Moresco di dare qualcosa in più che non sia un fallo di squadra. 5-5 adesso il conteggio dei falli fra le due formazioni, segno che la prestanza di una delle due formazioni sta calando. Attenzione, occasionissima per il Montecchio, da prima Filippo Tiella non riesce a tirare, adesso passaggio di Costenaro per Facundo Posito che insiste, adesso Costenaro recuperando palla non riesce a concludere, addosso a Zanfi, alza Calvo, colpito da Costenaro, altro rigore. Dobbiamo rivedere anche questa, ma è parso molto più chiaro. Azione di Calvo e Costenaro gli dà una staffilata con la stecca. Se non andiamo errati, rivediamo l'azione da questo lato. Alza la pallina, sì, un movimento un po' sconclusionato da parte del numero 88 del Veneta Lab e consente al Montecchio di avere un rigore. Non ha avuto il minimo dubbio il signor Moresco, decretando il tiro dal dischetto. Se ne occupa Andrea Dalla Valle, tiro, para, Tagliapietra, ancora Dalla Valle che va al tiro, la palla però non arriva al portiere, si chiude la difesa del Breganze. Altra occasione sfumata, c'è un Calvo che è inferocito, conclusione para Tagliapietra, ripartenza, ribaltamento di fronte, Costenaro, Posito tira fuori, non ha registrato il mirino in questo secondo tempo perché è la terza conclusione che va proprio fuori. Velocità pazzesca nelle azioni, certamente. Sta di fatto che non va a segno. Allora insiste il Breganze. Filippo Tiella era riuscito ad agguantare la sfera, però l'aveva scagliata verso il proprio portiere. Calvo che tiene la palla sull'attacco di Cristian Costenaro, egregia la tecnica dei giocatori del Montecchio. Ancora Calvo, pallina che si ferma davanti a Giuseppe Tagliapietra. Deve per forza metterci la stecca il portiere del Breganze per fermare il 22 bianco-verde che si era scagliato proprio davanti al portiere. Ancora insiste per recuperare palla sul 88 del Breganze. Alla fine arriva ad Agostini, palla alta deviata, 22 del Montecchio Bregancino. Questa volta eccellente l'intervento del 88 del Breganze, che anche per un fisico veramente possente basta che tocchi l'avversario, lo manda al suolo. C'è una diversità di peso notevole, quindi deve stare un po' più avveduto il giocatore del Breganze. Ora il Montecchio dietro la porta, insiste nell'azione, nella percussione, nel forzare il possesso, mettere sotto pressione. Ancora Tiella Zanini, la coppiata ha già fatto una rete, tentava il doppio colpo, adesso tira un velenoso passaggio che sorvola l'area dal Santo. Andrea Dalla Valle non si libera di una The Wall, possiamo dire, il numero 88 del Breganze.
che solo col corpo è difficile da superare. Allora ancora Andrea Dalla Valle colpito, però tiro di Costenaro sulla ribattuta, ci pensa Posito, ma Zanfi chiude tutti gli spazi possibili e immaginabili. Intanto c'è un vociare qui in palazzetto, c'è un vociare e Andrea Dalla Valle è stato colpito, però il signor Moresco non aveva visto la gravità del colpo, quindi hanno effettuato un cambio, esce Dalla Valle ed entra con il numero 9 Nicola Pozzo. Palla però al Breganze, sono già trascorsi 7 minuti di questa seconda frazione di gioco. Battaglin che è entrato per il Breganze, tentava di andare al tiro, altra staffilata colossale da parte di Dal Santo che si ferma nella rete di fondo pista, recupera palla Calvo, dà a Zanini, ripartenza del Montecchio bloccata da Costenaro, Agostini va al tiro, lambisce l'asta, si scontrano tutti i giocatori, ripartenza di Filippo Tiella che tocca per Calvo va al tiro, colpisce Battaglin sul corpo, attenzione, colpito direttamente al ventre se non vado errato, ha accusato il colpo, una staffilata proprio da pochi metri. Anche per giocatori giovani e allenati come sono questi che stanno animando in maniera eccezionale questa partita. Il colpo si è sentito. Attenzione, intanto entra col numero 44 anche Michele Dalla Valle, altra staffilata di Dal Santo che non centra la porta. Recupera Costenaro, adesso imposta Agostini del Breganze, Agostini non riesce a liberarsi di Nicola Pozzo, deve dare all'indietro per Costenaro, Battaglin, tiro da lontano, Zanfi è costretto a parare, altrimenti la pallina si incunea nella porta. Si lamentano entrambe le panchine su questo scontro. Adesso è Calvo viene in avanti, tiro, alza la pallina, tira a terra, chiude Zanini che ha la pallina, Zanini per Calvo, chiude Dal Santo, arrabbiatissimo Dal Santo, ancora Battaglin, asta clamorosa del Breganze sul contrattacco. Recupera palla Agostini, va alla conclusione, stoppata dai pattini dei giocatori del Montecchio Precalcino. Si è scaldato tantissimo qui l'agonismo, le panchine si agitano da non poco, si sa che in questo frangente può determinare il risultato della gara la squadra che avrà un attimino di più lucidità. Altra conclusione di Battaglin, rimbalza sui pattini. Abbiamo visto varie occasioni sia da una parte che dall'altra, clamorosa l'asta colpita da Battaglin. Aveva superato in velocità Marco Zanfi, il tiro però rimbalza sulla traversa. Ora Dal Santo per Agostini, non tocca il forte attaccante del Breganze. Adesso primo errore di Capitan Zanini, evidentemente si fa sentire lo sforzo,
si fa sentire lo sforzo di questa partita giocata su ritmi veramente impressionanti. Entra Volpe al posto di Costenaro, chiuso il passaggio di Dal Santo, riparte il Montecchio Precalcino con Nicola Pozzo per Michele Dalla Valle che temporeggia, affida a Calvo l'impostazione dell'attacco, anzi Andrea Dalla Valle che viene in avanti, tocco che però a pallina va a Pietro Agostini, tiro, para Zanfi, esce di 2 metri con il guantone alto e para la conclusione terribile di Pietro Agostini che aveva indirizzato perfettamente sullo specchio della porta. Adesso recupera Nicola Pozzo e imposta per Michele Dalla Valle, ancora Pozzo, tira Andrea Dalla Valle, si ferma la pallina sul corpo di Dal Santo, Pietro Agostini viene in avanti, a conclusione di Volpe che era all'altezza della linea di area, infatti colpisce il palo esterno montante sinistro della porta di Marco Zanfi. Agitatissima la panchina del Montecchio Precalcino qui sotto di noi e il signor Martin urla all'impazzata, sta richiamando al massimo i propri giocatori, non commettere errori, distrazioni che possano favorire i giocatori del Breganze. Adesso conclusione di Pozzo, para Tagliapietra, rilancia sui propri giocatori, riparte però da dietro Dal Santo, poi da Agostini e Agostini viene in avanti, si libera della presenza di Pozzo, riesce a tirare, Zanfi blocca il tiro, riparte il Montecchio, Michele Dalla Valle, in qualche modo Volpe riesce a ostruirgli il passaggio, deve andare a Calvo, senz'altro molto più intraprendente l'azione del Montecchio Precalcino in questa seconda frazione di gioco. Oppure il Breganze dà più spazio alle incursioni dei biancoverdi che ripigliano palla, sono già di nuovo in attacco, stanno procedendo un forcing come questo tiro del 22 del Montecchio Precalcino che sorvola di un non nulla l'asta del Veneta Lab e si ferma sulla rete di fondo pista. Una bordata indirizzata da Calvo alla volta del Giuseppe Tagliapietra. Volpe adesso, Volpe che scende sulla destra, tocca per Battaglin, non trova lo spazio giusto, è chiuso da Dalla Valle che recupera palla, la perde però per ancora grazie all'intervento di Antonio Tagliapietra che è entrato in questo momento. Fase un po' confusionaria, da prima uno poi l'altro, ancora il Breganze, vediamo se trattiene per un tempo un po' più lungo la pallina per impostare un'azione vera e propria. Dal Santo, tiro, para Zanfi, la pallina che rimane lì, tocca Dal Santo per Antonio Tagliapietra, piazzatissimo sulla sinistra di Marco Zanfi, tiro micidiale che però si ferma sulla rete esterna, vedete com'era piazzato. Ancora in giravolta il 53 del Breganze, va al tiro non pericoloso. Ancora il Breganze in attacco e Battaglin adesso che porta palla
quando è trascorso il terzo quarto della partita. Siamo proprio all'ultimo quarto, 10 minuti finali per meglio delineare il tempo. Tiro di Dal Santo fuori dalla porta, 9:59 in questo momento, 1-1 risultato della gara. Recupera Battaglin sul passaggio sbagliato di Zanini, passa Dal Santo va a un tiro, ancora doppio tiro chiuso da Pozzo che recupera palla e si porta in avanti, chiuso però da Antonio Tagliapietra. Attenzione, un 3 contro 2, Antonio Tagliapietra per Battaglin, para Zanfi, incredibile parata del portiere del Montecchio che si è steso proprio al suolo, aveva già capito che la pallina gli sarebbe arrivata sulla parte destra del corpo, si è steso bloccando lo specchio della porta, ma non c'è un attimo di tregua, già il Breganze in avanti con adesso Antonio Tagliapietra dietro la porta, tenta di servire Volpe, si chiude però lo spazio fra Zanini e Michele Dalla Valle. Conclusione, non riesce a procedere in avanti, Michele Dalla Valle chiude Dal Santo, rilancia l'azione ma il 28 del Breganze non agguanta la sfera che va al Montecchio che imposta 8:38 al termine dell'incontro. Michele Dalla Valle, passaggio all'angolo per Davide Zanini che gli ritorna pallina, chiude Giuseppe Tagliapietra, recupera palla Davide Zanini, convulsa la partita, veramente è un sussulto dietro l'altro, un'azione dietro l'altra, sanno i giocatori, sanno interpretare il gioco anche perché i due mister stanno forzando. Colpito Davide Zanini inavvertitamente dobbiamo dire, dai, non c'è, il pubblico sta rumoreggiando, ma è colpito inavvertitamente dal 53 del Breganze. Abbiamo la possibilità di vedete un attimo l'azione, tiro, nel movimento di girata ha colpito la schiena ma niente né di grave né di volontario. Intanto un time out chiamato da il mister del Breganze Tiella, mentre noi assistiamo alla fase molto convulsa che c'è qui sotto nella panchina del Montecchio Precalcino. Il signor Ginestar sta richiamando i suoi, gli sta spiegando bene, gli sta cercando di insistere su alcuni movimenti che potrebbero, usiamo il condizionale, potrebbero sortire effetto secondo la sua visione e noi ci fidiamo di quello che dice il tecnico. Tanto palla del Breganze in difesa, Dal Santo per Posito che è rientrato, Posito gli ritorna pallina, Dal Santo si libera, tira, blocca Pozzo, rilancia l'azione il numero 9 del Montecchio, tiro violento, para Tagliapietra, alla fine la pallina ritorna a Pozzo, altra conclusione di un non nulla, supera il 7 della porta del Breganze, proprio per un non nulla, forse non l'ha neanche colpita al 100% bene. 3 contro 2, c'è un Dal Santo che va al tiro, bomba, un tiro bomba sulla traversa e salva nuovamente il Montecchio Precalcino, conclusione di Stefano Dal Santo, micidiale, perfetta, precisa, solo l'asta gli ha bloccato la gioia del gol. Ancora Zanini per Andrea Dalla Valle, ma ribaltamento di fronte, il Breganze già in avanti con Antonio Tagliapietra che gli aveva ritornato il passaggio Dal Santo in maniera perfetta.
per un attimo non è riuscito a tirare e quindi palla al Montecchio, non ci sono trame, non c'è una regia, è un buttarsi avanti sia da una parte che dall'altra per tentare di sbloccare questo 1-1. Siamo a 6 minuti e 30 secondi al termine dell'incontro. Attenzione perché un errore può essere decisivo. Si salva Michele Dalla Valle, tiro di Pozzo alto, quindi riparte il Breganze. C'è Posito che cercava di trovare spazio. Allora Dal Santo che scambia con Antonio Tagliapietra, adesso con Posito, sempre sulla fascia alta del vostri schermi, gentili ascoltatori. Attenta un filtrante che non gli va bene, recupera palla Andrea Dalla Valle, passa Michele Dalla Valle, ancora Andrea Dalla Valle, sfuma però il passaggio un po' troppo teso, forse non riesce il colpo finale. Posito per Volpe, Tommaso scende da all'indietro, Antonio Tagliapietra tocca all'indietro per Dal Santo, deve prodursi in uno scatto per recuperare pallina in tempo utile. Tommaso Volpe, l'87 del Breganze, non se la sente di affondare, recupera però Dalla Valle che dà Michele Dalla Valle, eccolo che non riesce a superare il roccioso Dal Santo. Come abbiamo detto, giocatore di grandissima esperienza, sempre sul pezzo. Ancora Dalla Valle per Pozzo, passaggio, sfuma il tiro in diretta, deve ripiegare, entra di nuovo Calvo Maldonado, ora Michele Dalla Valle, tiro, para con i pattini Antonio Tagliapietra che va anche lui a tiro, che si smorzano sui pattini di Davide Zanini. Calvo Maldonado però non demorde e neanche il resto della squadra del Montecchio. Davide Zanini che si alza da terra, passa a Nicola Pozzo, tocca, para Giuseppe Tagliapietra, Davide Zanini che tira ancora con il casco. Giuseppe Tagliapietra, insistente l'azione del Montecchio Precalcino, sta percuotendo la difesa, ancora Nicola Pozzo, sta percuotendo la difesa del Breganze in maniera paurosa. Adesso un tentativo di Pozzo di servire Davide Zanini, bomba ancora di Posito che va fuori, non è diciamo ben registrata la stecca questa sera del numero 14 del Breganze. Adesso Calvo Maldonado, sembrava avesse agguantato la sfera, invece c'è Posito, placcaggio di Davide Zanini che al stile rugby blocca Dal Santo sulla tre quarti pista, che si sta lamentando. Si è fatto male il capitano del Montecchio Precalcino, mentre Dal Santo insiste sul... Intanto c'è un time out chiamato da Mister Tiella del Breganze. Vediamo qui la panchina, vediamo Marco Zanfi sta battendo sulle spalle dei propri esterni. Forza ragazzi, mancano solo 3 minuti e 14. Dai che arriviamo in fondo. Vediamo qui anche il steso al suolo Davide Zanini che si sta lamentando, un colpo fortissimo alla gamba, evidentemente con la stecca. Non è stato chiamato il servizio medico, quindi non è solo un colpo molto forte. Ecco, ultimi 3 minuti finali, 3 minuti e 14 di questa intensissima partita
che hanno messo, per così dire, in pista i giocatori. Adesso c'è anche Giovanni Tagliapietra, Antonio Tagliapietra, Giuseppe Tagliapietra in campo, poi Dal Santo e Posito. Per il Breganze, tiro di Dal Santo, Zanfi riesce a chiudere con la stecca. Calvo, Michele Dalla Valle, Nicola Pozzo e Andrea Dalla Valle, i 4 esterni del Montecchio, che devono portare a termine questa partita. Ultimi minuti finali, siamo sotto i 3 minuti. Attenzione, Andrea Dalla Valle perde palla, c'è Posito che la recupera, dà a Tagliapietra Giovanni, nulla da fare, ripartenza del Montecchio. Calvo Maldonado, Calvo va al tiro che viene toccato, batte sul casco di Giuseppe Tagliapietra, che però riesce a respingere la conclusione. Aveva appoggiato in porta invece che tirare, un appoggio incredibilmente che poteva rivelarsi decisivo. Allora ancora il Montecchio, come abbiamo detto, estremamente intraprendente in questa seconda parte di gara. Ribatte in avanti Giuseppe Tagliapietra, tiro poderosissimo di Dal Santo, para Marco Zanfi e recupera il Montecchio Precalcino con il numero 22 che si porta in avanti, entra in area. Giuseppe Tagliapietra riesce a sventare l'incursione e buttando fuori sulla rete di fondo. Già partita la squadra di casa, il Montecchio con Nicola Pozzo che sull'attacco di Dal Santo, attenzione Posito che gli ritocca pallina Pietro Agostini, però il passaggio. Adesso Pozzo per Dalla Valle, recupera palla il Breganze, ancora sbaglia clamorosamente Giovanni Tagliapietra, butta fuori. Aveva una possibilità enorme perché Marco Zanfi non era ben piazzato dalla velocità dell'azione. Insiste il Breganze, chiude Michele Dalla Valle, 52 secondi, si porta in avanti a Andrea Dalla Valle. Ultima occasione forse, adesso staremo a vedere, sono 42 i secondi, ne hanno 34 di possesso, quindi deve temporeggiare il Montecchio Precalcino. Ci pensa il numero 22 Calvo, ma attenzione, scontro incredibile scontro fra i giocatori. Dobbiamo rivedere questa fase. Alla fine cade a terra Calvo, steso da 2 giocatori del Breganze. Se non sbaglio il direttore di gara ha decretato il rigore. Vediamo, Calvo era andato avanti, effettivamente Dal Santo gli dà una manata che lo butta, lo stende a terra. In precedenza c'era stato lo scontro con il portiere che aveva addirittura perso la stecca. Sta di fatto che se possiamo rivedere l'intera azione, per cortesia Davide, vediamo, eccola qui, perde la stecca, Calvo è il più lesto, si chiudono Agostini e Dal Santo che stendono al suolo Calvo che stava andando al tiro, e rigore per il Montecchio Precalcino. Attenzione, time out, era stato chiamato un time out da parte di Martin Ginestar, voleva dare le ultime disposizioni. Siamo a 26 secondi dal termine dell'incontro. C'è il 22 del Montecchio, Calvo Maldonado, sul dischetto contro Giuseppe Tagliapietra. Ora non parlo più, lascio a voi le immagini.
parata di Tagliapietra, ma non si smorza l'azione in attacco del Montecchio Precalcino, occasionissima, tira troppo addosso al portiere, tiro centrale, parata di Giuseppe Tagliapietra, attenzione, capovolgimento di fronte, tiro smorzato dai pattini, 8 secondi al termine, avevamo detto andiamo all'ultimo secondo, andiamo senz'altro all'ultimo secondo, siamo andati all'ultimo secondo, è finita in questo momento la partita, una partita eccezionale, disputata al massimo da entrambi i giocatori. Onestamente il risultato di 1-1, un pareggio fra queste due formazioni è il miglior risultato per questo sport, uno spot pubblicitario eccezionale per questa gara, per questo sport dove si sono dati da fare proprio tutti i giocatori, hanno messo in campo tutto quello che avevano e non sono riusciti a superarsi. 1-1, signor Moresco decreta il fine dell'incontro, un pareggio che forse rammarica entrambi gli allenatori, ma per i giocatori possono uscire veramente a testa alta, applausi scroscianti qui dal Pala Vaccari di Montecchio. Noi sugli abbracci di tutti i giocatori, non possiamo che darvi il saluto finale, vi ringraziamo della vostra partecipazione e vi diamo appuntamento all'11 di gennaio dove ci sarà la prossima partita in casa del Montecchio Precalcino. A voi tutti un cordiale buonasera da tutto lo staff qui tecnico diretto da Davide Meneghello. Un saluto anche da parte mia, un arrivederci e buona settimana a tutti voi.